10ª edizione a Mantova e arriviamo con questo messaggio speciale: Love what you are. Abbiamo scritto sulla maglia per ricordare a tutti di amarci come siamo e nello stesso tempo migliorare e puntare sempre sul proprio stile di vita. E quindi ancora oggi qui a Mantova, 5 chilometri nel centro della città, per vedere questa meravigliosa città e anche godere di questa atmosfera. E alla fine ci ritroveremo con un ristoro di ciliegie e yogurt. Quindi movimento e sana alimentazione è un binomio che noi dobbiamo sempre tenere molto vicino nella nostra vita. È la 10ª edizione, quindi vuol dire che i mantovani sono veramente bravi a partecipare tutti gli anni in questa camminata ludico-motoria per il centro della città. In questo orario non è facile, però diciamo che tutti gli anni aumentiamo sempre la presenza, quindi è una camminata per il centro storico, si può godere della città senza lavori, senza traffico, e quindi è veramente una bella sensazione. Tra l'altro al termine della camminata c'è un ristoro di frutta fresca di stagione, quindi abbiamo le classiche ciliegie e lo yogurt di Corte Forte Dattila, quindi direi che è un bel evento che oramai è entrato nel cuore dei mantovani. Sono 10 anni che collaboriamo nell'organizzazione della 530 per la tappa di Mantova e siamo felicissimi, oltre che orgogliosi comunque di aver contribuito a rendere possibile una manifestazione di questa importanza anche nella nostra città. È un tour che riguarda tutta l'Italia e esce anche dai nostri confini, toccando quest'anno due tappe anche in Inghilterra. La gente cammina, corre, sta insieme, si diverte al mattino presto prima di una giornata lavorativa con una colazione sana fatta con yogurt artigianali, con frutta fresca di stagione, acqua e tè in una giornata di inizio estate. Siamo molto contenti e Mantova ha risposto in modo eccezionale, siamo più un 40% rispetto allo scorso anno. Perché alle 5:30 e perché in un giorno lavorativo? Vogliamo dimostrare che è possibile ritagliare un'ora per se stessi per pensare un po' proprio alla propria persona, che sia fare una camminata la mattina, leggere il giornale in santa pace, fare una lunga colazione, però ritagliarsi un momento prima che tutto inizi. E poi il sociale. €1 ogni iscritto viene donato all'associazione del posto. La frutta rimasta viene di solito portata al Caritas o associazioni simili, alle case famiglia, insomma non va perso nulla della 530. Lo slogan è amati come sei, perché ti dicono sempre non sei abbastanza alto, non sei abbastanza magro, non sei abbastanza performante, sono come sono. E mi devo innanzitutto amare come sono, ed è per questo che il logo è disegnato in modo a mano libera e imperfetto, perché nella nostra imperfezione siamo unici. È un bellissimo evento in cui tantissimi cittadini e anche non cittadini possono venire e correre insieme all'alba e approfittare dell'assenza del traffico e poi trovarsi tutti insieme qui in Piazza Sordello. Una bellissima iniziativa che crea socialità per la nostra città e anche un po' di turismo indotto, di gente che insomma si sposta da una città all'altra per provare a correre alle 5:30 del mattino, e come Comune di Mantova appoggeremo sempre questa iniziativa.